adesso con il tecnico mister Giovanni Comito del Città di San Vito. Le chiediamo subito un pensiero sulla partita finita con il risultato di 1-2 per i suoi uomini. Sì, 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 sono molto soddisfatto. Una vittoria importante su un campo difficilissimo contro una buona squadra, ma lo sapevamo, l'avevamo preparata in settimana nei minimi dettagli. Diciamo che siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte già da subito. Devo fare veramente i complimenti ai ragazzi perché hanno, specialmente il primo tempo, hanno approcciato la gara come l'avevamo preparata e diciamo che siamo stati bravi a portarla in fondo e a vincerla. Un gol nei primissimi minuti di Bonaventura, quanto pensa che possa aver influito dal punto di vista psicologico questo gol a freddo? Ma sì, certo, influisce parecchio perché la gara poi giustamente si è messa su altri binari, anche se devo dirti che il Bagheria ha giocato, non ha lesinato energie, cercava di contrabbattere, però devo dirti che oggi noi siamo stati, per il mio, specialmente il primo tempo, siamo stati un po' superiori. Poi nella ripresa, ai primi 10 minuti, come è giusto che sia, ma cose che non devono succedere, siamo calati un pochettino di atteggiamento mentale, ci siamo un po' abbassati, una cosa che non deve succedere, Stassi ha riaperto la partita e poi secondo me da grande squadra l'abbiamo portata in porto perché secondo me il Bagheria è una buonissima squadra che in questo campionato darà del filo da torcere a tutti. Guardando il tabellino si notano i nomi di Bonaventura e Rosone, però le voglio chiedere un giudizio sulle prestazioni di Giorgio e di Cor. Guarda, sono dei giocatori che tu in una rosa vorresti sempre avere. Non sono magari appariscenti, non sono, capitemi, qualitativamente eccelsi, però in una squadra sono quei giocatori che tu non puoi farne a meno. Sì, segnano Rosone, segna Bonaventura, Romito ti fa la giocata, ma la quantità che ci mettono, ma non solo i due che mi hai nominato, anche tutti gli altri che si mettono a servizio della squadra, perché per noi siamo un gruppo unito dove non c'è un picco alto, un picco basso. Per noi chi tecnicamente è un po' inferiore a un altro va bene, ok, ma si sopperisce con altre qualità. Sanno benissimo che tutti devono mettersi a servizio della squadra per un obiettivo comune. Adesso invece un giudizio e un pensiero soprattutto sul prossimo match contro il San Giorgio Piana, che sappiamo essere una delle formazioni forse protagoniste, almeno sulla carta, di questo campionato. Sì, 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 sì. A questa partita ci penseremo da martedì, domani, oggi e domani ci godiamo questa vittoria, poi da martedì inizieremo a pensare a come dobbiamo andare, a come dobbiamo andare ad affrontare la partita in casa col San Giorgio. Sicuramente sono i favoriti per la vittoria del campionato, non ci nascondiamo, non ci vendiamo, hanno una rosa abbastanza ampia, però noi come secondo me qualche altra squadra del girone ci faremo trovare pronti per dare filo da torcere.